Un 2021 che si chiude con buoni risultati, quello di Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto, in un anno di particolare vulnerabilità del settore causato dalla difficile reperibilità delle materie prime e della forza lavoro specializzata. Le buone notizie non sono scontate. Cresciuto il numero degli associati e positivo anche il numero degli occupati, che ad oggi supera quello delle cessazioni di lavoro di 44 unità, dato maggiore rispetto all'anno precedente. La cosa positiva di quest'anno, che ho il piacere, è quello di avere portato alcune professionalità, qualche evento. Abbiamo portato l'ICE qui a Castelfranco, quindi nell'ambito del Ministero degli Esteri, per internazionalizzare alcune nostre aziende che avevano fatto richiesta, quindi questo è un assoluto occhiello su quello che abbiamo fatto. E quello dei giovani è un mondo dove Confartigianato investe forze ed energie. Nello spirito che ha avuto Confartigianato di adottare una scuola è quella di avere fatto una convenzione appunto con la scuola, ad esempio l'Ipsia, il Galileo Galilei, un accordo per l'apprendistato duale, dove i ragazzi fanno la parte teorica nella sede della scuola e tutta la parte pratica viene svolta nelle aziende. Progetti per rimanere sempre più vicini alle scuole e instaurare una collaborazione continua e di fiducia. Per l'anno prossimo vorremmo aumentare questo tipo di esperienza, perché è fondamentale, dove il ragazzo può imparare, veramente imparare in maniera con tecnologie attuali che sono adesso vigenti, dove nel mondo della scuola purtroppo non ci sono a disposizione, mentre nel mondo del lavoro i ragazzi imparano in maniera precisa quello che è la loro professione nei prossimi anni.